Sesta corsa, cavalli di categoria F sono in 9 al via dopo i ritiri dei numeri 5 e 8. Lo schieramento 1 Ushuaia De Ariel, Gianvito D'Ambroso, 2 Ardimentosa Luis, Andrea Farolfi, 3 Zimmerman, Marco Stefani, 4 Valentes F, Vincenzo Piscoglio, 6 Viperina Spin, Giuseppe Lombardo. Seconda fila 7 Avenida dei Ruggi, Enrico Bellei, 9 Ursus TFT, Lorenzo Baldi, 10 Zuveteci CSM, Nicola Salacone, 11 Anvedi Jet, Antonio Di Nardo. L'errore di Avenida dei Ruggi. Stacco della macchina, prova Valentes F a scavalcare i cavalli all'interno, manovra che riesce a Vincenzo Piscoglio che scende alla corda davanti ad Ardimentosa Luis, poi Ushuaia De Ariel. Di fuori vediamo Viperina Spin anticipata da Zimmerman, 200 metri in 14,8, retta di là con Valentes F e Vincenzo Piscoglio al comando, già in rallentamento. Si formano 4 pariglie, esclusa Avenida di Ruggi che è fuori corsa, 400 metri in 36 con Valentes F affiancato da Zimmerman, poi si lancia Ursus TFT in terza ruota. Ci prova Lorenzo Baldi a muovere le acque, ma per il momento deve fare tutta la seconda curva in terza ruota. Intanto arriviamo ai 600 in 46,4. Alla fine Ursus TFT riesce a scavalcare Zimmerman e si pone a diretto contatto del battistrada che allunga. Poi lungo la corda sempre Ardimentosa Luis davanti a Ushuaia De Ariel, 14,1 qui davanti alle tribune. Fa sul serio Ursus TFT, viene fuori un primo giro in 1 minuto e 5 decimi. Comunque il figlio di Exploit CAF finora sta reagendo bene al comando con Vincenzo Piscoglio sdraiato in sulchi, arriva al chilometro in 1,16,2, 15,7 la curva. Si viaggia di conserva ora, seconda posizione sempre per Ardimentosa Luis, poi di fuori Ursus TFT seguito ancora da Zimmerman che cerca di resistere. Sollecitato da Marco Stefani, retta di là in 15,3, siamo all'imbocco dell'ultima curva con Ursus TFT ancora tonico all'esterno di Valentes F che però sembra in controllo. Siamo a 250 metri dalla conclusione, sempre in vantaggio Valentes F che ora allunga, ultima curva passata in 15,7, retta d'arrivo, Valentes F che scappa, lascia lì la compagnia e viene a staccare nettamente per vincere per il secondo posto ancora Ardimentosa Luis davanti a Ushuaia De Ariel, mentre finisce forte quarta Zuvetie CC SM 33 a chiudere, 1,15,8 la media al chilometro per Valentes F, l'Exploit CAF del team Elert per il signor Antonio Mario Di Salvo. Viene a vincere in corsa di testa molto bene, vedete lo stacco con Vincenzo Piscoglio che si gira ma non vede nessuno. La lotta è solo per il secondo posto con Ardimentosa Luis che tiene a bada Ushuaia De Ariel e Zuvetie CC SM.